Amici di Directa Sport, benvenuti al Palaconi, teatro della sfida tra Leonardo Cagliari e Città di Sesto, valida per il 14° turno di campionato. È iniziata intanto la partita, il pick Conrado Sampaio per Eder Ruffini, il pallone in mezzo, l'uscita, il pallone giocato poi lateralmente, il tentativo di mettere in mezzo. Lecca, gli viene sradicato il pallone dei piedi da parte di Conrado Sampaio in porta, fuori ancora di poco. ARB si gira bene qui, Nuninho, il lampo era pronto là in mezzo, Conrado Sampaio. Panucci, Fernando Dos Santos con il tacco, molto bene per Tidu con il mancino fuori. La botta di Paolo Pinto, il pallone fuori ancora di poco. Sampaio, Nardacchione, l'1-2. La parata di Erbi. Prova a dialogare con Nuninho, dentro per Conrado Sampaio e arriva il gol del Città di Sesto, meritato pari per la squadra di Chicco Cocco, il lampo di Conrado Sampaio. Nuninho alza per Eder in porta, Erbi ci mette le mani, occasione per il raddoppio del Città di Sesto. Seguiamo l'azione di Nuninho sul mancino, poi torna sul destro Nuninho, Erbi la risposta puntuale del numero 22 Conrado Sampaio per Paolo Pinto, in porta la deviazione provvidenziale di Panucci, l'attacco di Fernando Dos Santos. Sampaio, dall'altra parte c'è Nuninho, Sampaio va direttamente sul primo palo. Lo perde Paolo Pinto, attenzione al contropiede con Ezzi che ci mette un piede. Le Città di Massa contro Olimpia Regium, L84 contro Saint Spagnano, attenzione a Nuninho, il pallone passa e arriva il sorpasso del Città di Sesto. Dentro per Sampaio, se ne va Sampaio, il palo incredibile, a un passo dal 3-1 il Città di Sesto. Tidu per Panucci, affrontato da Eder, dall'altra parte per Dighe sul primo palo, la risposta di Roberto Ezzi. Poi Panucci, Dos Santos, il pallone raccolto da Ezzi, sposta verso il centro, Sampaio resiste alla carica, prova il tiro con il sinistro, pallone deviato, la rincorsa di Asquer, il tiro deviato da Sampaio, finisce sul palo, incredibile. A sfondare ancora Villai, Dos Santos per poco non ci arriva. Ancora un recupero di palle interessante, Nuninho, il dribbling sontuoso e arriva il gol del 3-1. E che gol di Nuninho! Il recupero regolare da parte di Sampaio, Sampaio in porta, Erbi la tiene lì. Podda non passa, c'è Nardacchione, prova ad accelerare, ci riesce, dentro per Sampaio, sfiora il palo Conrado Sampaio. Dos Santos, Podda in porta, si muove lungo la linea di fondo, dall'altra parte c'è pure Sighi, andato direttamente in porta Podda, la risposta di Ezzi, la porta è vuota e arriva il gol del 4-1, ha segnato il Città di Sesto. In corsa di Eder, ipnotizzato Derby, non riesce Nardacchione, dall'altra parte per Nardacchione, il numero di Nardacchione, poi Sampaio che trova la traversa. Finisce qui il derby ed è il Città di Sesto che batte la Leonardo con il risultato finale di 4-1.